faccia un passo indietro per non trovarmi con delle spiacevoli conseguenze, perché giustamente si è creato un bel cancan qui in paese e noi, vivendo in paese, non vogliamo stare un po' più sereni, perché abbiamo ricevuto abbastanza anche insulti da parte della gente anche su Facebook, sulla nostra pagina, su tutto, insomma. Non parla di censura ma di un gesto di responsabilità Cristian Simioni, noto titolare del Playa Loca di Castelfranco, finito nella bufera per aver invitato l'11 settembre prossimo a una festa di teenager il trapper Nicky Savage. Presenza quindi annullata, confermato invece l'evento in sé dedicato agli under 18. In tanti, compreso il sindaco Stefano Marcon, avevano giudicato inopportuna la presenza dell'artista, autore di canzoni al limite, tacciate di sessismo e misoginia, testi violenti insomma nei giorni in cui i fatti di Palermo prima e Caivano poi riportano drammaticamente in primo piano il tema della violenza sulle donne. Lei che mi chiama la nuit, ma non le risponderò puttana. Non fare la puttana, se vuoi avere la fama, ci vediamo domani, puttana. Simioni ammette di aver invitato l'artista senza mai aver ascoltato un suo testo, forte della fama di Savage fra i giovanissimi, successo che resta, e questo è il punto, indipendentemente dal concerto castellano. Noi avevamo preso Nicky Savage perché giustamente ha una montagna di visualizzazioni, su Spotify va forte e noi fondamentalmente, vendendo spettacolo, avevamo preso lui. Lei non aveva mai sentito un suo testo, questi in No, particolare? non avevo mai sentito un suo testo, no. Però so che sui giovani va fortissimo, dopo avendomi informato, sui giovani va fortissimo e lo ascoltano in qualsiasi caso, non è che da domani non lo ascolta più nessuno. Lei lo sente, sono un uomo vero, vuole lettarmi da tu addosso. Lei lo sa che farò carriera, mi prendo tutto ad ogni costo. Tira un sospiro di sollievo la politica locale, mobilitata da giorni. Sono contento che la mobilitazione di questi giorni abbia portato alla cancellazione dell'esibizione di questo trapper, ma al fatto che la festa si faccia lo stesso. E questo è un esempio anche di serietà da parte degli gestori del locale e degli organizzatori dell'evento, che hanno scelto e hanno capito l'opportunità di dover fare marcia indietro su questo tema. E per questo li ringrazio.